Si lavora senza sosta a un'opera di ripristino della porzione di argine del Muson dei Sassi, franato una settimana fa lungo via Guizia e Campo San Piero. Camion e ruspe non si fermeranno neppure nel fine settimana per continuare l'inserimento delle parancole, lingue di lamiera lunghe circa 7-8 metri ciascuna, l'ultimo atto per rendere stabile e impermeabile il terreno posizionato lungo circa 80 metri. Se l'emergenza è passata, non è passata la preoccupazione. Le piene ripetute di questi giorni potrebbero aver creato altri danni lungo l'argine del torrente. Una frana è già stata riparata in via Tiso, a poco meno di 1 chilometro, ma potrebbero essercene altre. Nel frattempo le 50 famiglie e attività colpite dall'alluvione continuano a lavorare. Sgomberate case e aziende d'acqua e fango, buttato il materiale inservibile, va avanti la conta dei danni che solo nelle aziende più vicine alla rottura potrebbero superare il €1.000.000, in attesa che gli uffici comunali predispongano i moduli per l'avvio delle richieste di risarcimento.